Chiara Francini, Addio Annubilato 2, Antonia e Giunna hanno detto che si sono divertite tantissimo, è vero, puoi confermare? Sì, assolutamente. Una delle gioie del fare questo film è anche il ritrovarsi a recitare con delle persone che sono davvero amiche, Laura, Antonia, Giun, Fabrizio, cioè l'amicizia che credo traspaia dal film è assolutamente autentica, quindi per me è stato bello anche per questo. Nel tuo personaggio quanto c'è di Chiara, persona? Ma sicuramente la tipologia di battute, l'essere caustica, sarcastica, molto tagliente è un colore che si confà, e anche la tenerezza che comunque alla fine ha quel personaggio di Vanessa anche nei confronti della figlia, appunto, nei confronti delle amiche, è comunque un qualcosa che è in linea con me. Per esempio in conferenza dicevi del rapporto che hai con i bambini, è molto interessante, c'è anche questo nel tuo personaggio? Sì, nel senso che li tratto un po' come adulti, non ho quel birignao che si ha molte volte verso i bambini, anche perché mi incuriosisce molto l'autenticità delle loro risposte. Quindi devo dire sì che le interazioni che ho con i bambini sono molto divertenti. Qualcuno, non diciamo chi, ha fatto un piccolo spoiler, ci sarà il 3. Intanto però ti chiedo, quando ti è arrivata la chiamata, hai letto la sceneggiatura, il primo pensiero, la prima reazione? Anche ero felice, no, ero molto felice, te l'ho detto, perché per me era veramente anche come un andare a fare un viaggio con delle amiche, quindi ero contenta, molto. In chiusura, qualche reference, qualche attrice che è un punto di riferimento per te? Vabbè, la Vitti, perché era la Vitti, la Magnani, Meryl Streep, la Cardinale, mi piace molto la Morante, oggi mi piace Maya Sanza, Cioè, mi c'è piace anche un po' di loro nel tuo Anna Marchesini, Franca Valeri, Franca Rame. C'è anche un po' di loro nel tuo personaggio oppure in questo caso no? Beh, me lo auguro, non ambisco a tanto, però se ce lo ritrova, se ci ritrovate qualcosa di loro sono felice. Addio Nubilato 2 dal 17 ottobre su Prime, grazie Chiara.